Buongiorno, allora oggi condivido con voi un metodo di riconoscimento delle rocce carbonatiche, quindi calcaree dalle dolomie, quindi la differenza sta in un piccolo minerale che è quello del magnesio. Come lo faremo? Lo faremo usando dell'acido cloridrico al 10%, quindi poco concentrato. Cosa succederà? Quando andremo a mettere dell'acido su una roccia che contiene carbonato di calcio, la reazione che otterremo è molto forte. Quindi se lo guardiamo, eh, dovrebbe vedersi anche bene, riusciamo a vedere che fa una schiuma. Questa schiuma è proprio l'indicazione che la roccia reagisce con l'acido e quindi all'interno di questa roccia che è il travertino, questo esempio, questo campione l'abbiamo raccolto proprio in scuola in natura vicino a Coceuia, vediamo che questo travertino contiene carbonato di calcio. Se prendiamo come esempio un'altra roccia che è a prima vista d'occhio un calcare, vediamo se lo è veramente. Quando usiamo il nostro acido vediamo che di nuovo c'è la reazione, c'è questa schiuma, si vede anche di profilo, e quindi ci dà la conferma che anche questo contiene carbonato di calcio, è carbonato di calcio. Questa qua è una roccia che ha della calcite, ve l'ho detto già io, vediamo se la calcite è veramente carbonato di calcio. Di nuovo la reazione è abbastanza forte, il che ci appunto conferma che anche questa, la calcite, è carbonato di calcio. Cos'è la calcite? La calcite in effetti è il minerale che compone le stalattiti e le stalagmiti e che quindi si crea nelle grotte di solito. E poi abbiamo un'altra roccia che a prima vista d'occhio potrebbe essere un altro calcare di un colore più scuro. Vediamo se anche questo è carbonato di calcio. Questa è una roccia più piccola, perciò ne metterò di meno. Se si può notare, quindi non c'è reazione, la goccia resta goccia, non fa nessun tipo di schiuma. Questo ci dà la conferma che questa roccia non è carbonato di calcio, ma è bicarbonato di calcio e magnesio, quindi si tratta di una dolomia. Infatti la dolomite, questo minerale, è meno erodibile e quindi non fa reazione. La reazione è molto più lenta, c'è, però è tanto lenta che ad occhio nudo non si riesce a vedere. Grazie per aver ascoltato.